Buonasera, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online. Dunque, nei giorni scorsi sono incontrati il rappresentante del Comitato Lagati di Favorovento Venezia, Fabrizio Zabbeo, con il presidente dell'associazione Acqua Renzo Bortolussi di Pinzano sul Tagliamento, siamo in provincia di Udine. Questo incontro per parlare sul progetto della realizzazione del PAT di Tessera. Per chi appunto ci segue da fuori zona, questa località sarebbe quella dove include anche l'aeroporto Marco Polo di Venezia e quindi tutte diciamo, le varie cittadine attorno, Tessera, Canoghera, eccetera. Dunque vediamo il nostro servizio dal Friuli Venezia Giulia. Questa è la creazione, la mia idea della creazione. Okay? Dunque, dopo i 2 anni di commissario straordinario per l'emergenza idrica, cosa è stato fatto? E poi sentiremo anche un parere di Renzo Bortolussi. Però intanto, ecco, la descrizione, cosa è stato fatto? Sì, in realtà bisogna cominciare a spiegare anche che il commissario 4 anni fa aveva presentato tutte quelle che erano le criticità e solo dicendo 360 milioni di euro, 750 miliardi di vecchie lire, si può capire quanta grande è la criticità che si è creata perché in 30-40 anni non si è investito adeguatamente e si è cementificato senza tener conto dei fossati che si andavano distruggendo e della rete fognaria che rimaneva comunque tale e quale. Ecco perché i nostri allagamenti continuano. Allora, il punto della situazione è che con 100 milioni di euro spesi a tutt'oggi si è fatto un 12-15%. Noi del Comitato Lagati non stiamo, voglio far ben capire questo discorso, non stiamo più neanche a guardare quello che è il lavoro del commissario, perché abbiamo visto che intanto ci si rimetteva, va bene, per quello che erano le 1000 competenze, per quello che veniva distrutto automaticamente. Il commissario guardava le sue opere, faceva delle opere diciamo per mitigare, perché si tratta di mitigare, va bene, il nostro problema, e dall'altra parte le chiamo 1000 competenze, le 0 responsabilità, andavano a distruggere e continuare a distruggere, anzi con una quota maggiore. Ecco perché voglio accennare, noi ci stiamo uniti in questo momento ad altre 18 associazioni o comitati ambientalisti o altre cose per verificare questo tipo di PAT che sta facendo, cioè il quadrante di Tessera, questi 510 campi sportivi di cementificazione. Dico campi sportivi perché dico la quantità enorme di terreno che verrà cementificato a Tessera, non si capisce perché, ma soprattutto lo dico da lagato, ci porterà comunque un problema enorme che andremo altro che sotto. Se adesso siamo andati sotto al tavolo, va bene, andremo sotto alla credenza. Ed è per questo che ci siamo messi tutti assieme, dico ambientalisti, dico noi tutti i comitati di Mestre, di Marghera, di Favaro, perché tutti assieme potremo in ogni caso contrastare questa devastazione che già da tanto tempo sta andando avanti. Ecco, questo è quello che dico io. Quindi alla luce di lavori per la messa in sicurezza idrica praticamente. Ecco, non sto neanche a accennarti quali sono stati i lavori, perché? Perché da ora in poi io cercherò di vedere quello che stanno devastando e soprattutto capire, ma per chi lo stanno facendo? Per le persone? Per noi del territorio? O per quel famoso diavolo salvatore che non sappiamo chi sono? Vengono fuori e ci dicono siamo noi gli investitori, siamo noi quelli che vogliono i grattacieli. Noi invece non vogliamo andare sotto acqua. Noi non vogliamo tornare ad essere paleoveneti, perché questa sarà la fine che faremo. Ecco. E non possiamo più permettercelo. Le nostre case sono state svalutate, noi dormiamo con la fobia dell'allagato che ogni qualvolta sentiamo una pioggerella che una volta, 20-30 anni fa, era per l'orecchio era un gratificante sentire la pioggia che cadeva, va bene. Adesso è un terrore, alle 4 del mattino ci si sveglia
e non sappiamo se saremo allagati. E chi non è stato allagato non sa cosa sia la fobia dell'allagato, ecco. È sapere che il giorno dopo puoi avere una devastazione e che ti farà lavorare un mese, che avrà devastato e avrai buttato via non so cosa, ma soprattutto ritornerai ad avere questa paura di una pioggia, di un'acqua che è santa e sacrosanta. Ecco, questo è. Allora quel diavolo salvatore che vuol risolvere tanti problemi cementificando, si faccia avanti e si dica chi è. Questo è. Ecco, ci rivolgiamo ora a Renzo Bortolussi, mi fa sempre piacere poi di ritrovarti, anche se purtroppo ci tocca parlare di cose sempre negative, questo maltrattamento sul territorio, ecco, questo dar contro all'ambiente. Hai sentito ora quello che sta succedendo in Sì, ho veneziano? sentito, Ecco, una tua opinione in merito. ma da quanto ho sentito purtroppo la storia si ripete. Si continua a costruire sui fiumi perché i fiumi hanno il brutto vizio di stare in mezzo alle città. Purtroppo la gente non capisce che non si può costruire, non si può continuamente devastare il territorio senza pagarne le conseguenze. E le conseguenze le paghiamo tutti, non solo in primis l'alluvionato, a cui va la nostra solidarietà ovviamente, ma proprio il fatto che si continua a cementificare vuol dire che gli umani non hanno capito niente. Io ecco, vorrei leggere un'iscrizione che è in latino al Magistrato delle Acque di Venezia, che dice in sostanza che chiunque vuole difendere l'acqua con una muraglia dovrebbe essere dichiarato nemico della patria e sia colpito da pena non minore da chi avesse danneggiato le sacre mura della patria. Questa iscrizione è in latino al Magistrato delle Acque di Venezia. È tutto dire. 500 anni fa. Cos'è cambiato in 500 anni fa? Che la questione è peggiorata. Il rispetto per la natura non c'è e ne pagheremo le conseguenze, ma molto care. Le stiamo pagando anche adesso con gli inquinamenti, le stiamo pagando costruendo sempre più ospedali, anche se non abbiamo i soldi, per cure mediche, per ricerche dove il problema è alla fonte, è l'inquinamento, è la cementificazione. Ecco, secondo te un territorio come quello di Faro, Veneto, Campalto, Tessera, quindi aeroporto, eccetera, ecco, così vicino alla laguna, quali conseguenze ci potrebbero essere in caso di fortissimo nubifragio? Beh, sicuramente una devastazione, l'hanno visto parecchi anni fa in Polesime, è sicuramente una devastazione di cui purtroppo una volta si potevano pagare anche i danni, adesso con la crisi economico-finanziaria che c'è non si potranno neanche pagare più i danni, quindi sarà oltre il danno anche la beffa. Però vedo che ci sono sempre i soldi per costruire strade, rotonde, tutto inutile. Purtroppo è vero, come ogni vizio si trova sempre i soldi per trovare i soldi per le sigarette e per il bere. E questo è un paragone banale, ma mi pare che sia efficace. Ecco, in conclusione, quale consiglio potresti dare qui al rappresentante del Comitato Allaganti di Favaro Veneto, Fabrizio Zabeo? Niente, di rimanere uniti, di cercare di coinvolgere sempre di più la popolazione ed è sempre più difficile perché se uno non viene toccato personalmente di solito non si occupa di queste cose e purtroppo anche se non lo sa è sempre toccato personalmente perché in qualche modo deve pagarne le conseguenze o direttamente o indirettamente. Grazie molte Renzo Bortolussi. Grazie a voi. Ed ora vi lasciamo con una nota di Fabrizio Zabeo, una nota molto significativa. Vediamo.
Sì, perché siamo venuti qua anche da Renzo, perché lui ha una fantasia sfrenata, però anche ho visto e ho trovato la soluzione per noi allagati di Mestre, e faccio un appello comunque agli amministratori, perché se continuiamo così, va bene, ecco, noi abbiamo la soluzione, non ci sono più problemi, le nostre case comunque le lasciamo là e potremo trovare la soluzione, ed eccola qui la soluzione. Ecco, la soluzione per i 6.500 allagati di Mestre e di Venezia. Ecco. Una roulotte andrà a ruba con 4 pali sotto e sulle palafitte. Ecco, torneremo, come dico io, paleo-veneti. Ecco la mia prossima casa come sarà, nel comune di Venezia. Ecco. Facciamo il quadrante a Tessera e poi troveremo, tanto spazio ne abbiamo, andremo a vivere in roulotte, ecco, ma dovremo rialzarli in questa maniera. Ecco, forse si vede bene. Ecco. Questa è la soluzione del comune di Venezia. I nostri amministratori ci vogliono vedere comunque in queste strutture. Riprendiamo da studio, termina qui il nostro breve approfondimento relativo all'incontro che si è tenuto in Friuli Venezia Giulia tra Fabrizio Zabeo, rappresentante del Comitato Allagati di Favaro Veneto Venezia, con Renzo Bortolussi, presidente della nota associazione Acqua. Grazie per averci seguito. Pineta Oggi TV è linea diretta con l'informazione.